Sestri Levante Wine Festival, non solo vino ma anche birra, perché vediamo delle bottiglie che arrivano esattamente da Torza, che è un piccolo paese della Val di Vara, qua a 20 km, e sono birre della valle, quindi sono birre con prodotti locali, con il nostro luppolo e niente, si va anche sul biologico perché abbiamo una linea anche bio. Per quello e niente, la distribuzione è in Liguria e anche fuori, iniziamo anche qualcosina fuori Liguria. Venite a comprare le birre di Torza nei bar qua a Sestri Levante, a Chiavari in zona, e su a trovarci a vedere il lupoletto, a visitare il birrificio e i prodotti che abbiamo, diciamo, a vedere tutto quello che può essere la nostra fase di produzione. Facciamo visite guidate anche del birrificio e piccole degustazioni in loco a Torza di Maisana, che è qua a 20 km da qui, da Sestri Levante. Volevo sapere una particolarità della vostra birra. Ma particolarità, ogni birra ha una propria particolarità e si distingue appunto per il prodotto locale che è inserito. Ad esempio c'è la birra alla castagna con castagne della Lunigiana, che è una valle a fianco alla nostra, vicino a Massa Carrara. C'è la birra al lampone, che è una birra con anche lì lamponi biologici, quindi a produzione biologica totale con certificazione biologica. E poi non so, si può parlare della birra limone bergamotto, si può parlare della birra miele zenzero, quindi ogni birra ha la propria particolarità, diciamo. Le ultime uscite sono le birre al vino, quella allo Chaquetrà con le vinacce dello Chaquetrà delle Cinque Terre e quella con l'Albarolo, con le vinacce dell'Albarolo, quindi anche queste sono new entry che possono essere interessanti, visto che si parla anche di vini. Queste hanno anche la parte vinacea inserita. Grazie, allora proviamo la birra allo Chaquetrà, per me è una vera novità. Un po' di birra allo Chaquetrà. Sì, grazie. Zona Zone.